È stata una giornata di grande festa quella di ieri a Ribera, festa grande per il pericolo scampato, per la giustizia che ha trionfato. Nulla può più ostacolare la corsa verso la promozione in quarta serie. L'unico neo, la squalifica di 8 mesi al tecnico, Totò Brucculeri, che comunque grazie anche al suo legale Grassani avrà la possibilità di ricorrere per dimostrare la propria innocenza. A questo punto però il Ribera pensa solo ed esclusivamente alla promozione in Serie D. La grande festa è programmata per il match di domenica 15 aprile, ripresa del campionato, allorché i Crispino ospiteranno al Nino Novara il fanalino di coda palermitana. Scabbato il pericolo, c'è soltanto voglia di festeggiare. È stato ammirevole il comportamento della società, avallata dalla professionalità dei giocatori, che in questi mesi difficili, con una spada di Damocle puntata al cuore, è riuscita a rimanere sempre calma. I risultati sportivi sono continuati ad arrivare, se non addirittura a migliorare, e il Ribera ha vinto anche 9 gare in trasferta. Il primato è stato costruito equamente sia in casa che fuori dalle mura amiche. La sconfitta di Valderice prima della pausa del torneo è stata soltanto un incidente di percorso, uno stop fisiologico dopo un momento positivo che si è protratto per diverse giornate. Un primato che Ribera ha costruito grazie alla mano del suo tecnico Brucculeri, che ha blindato la difesa che può contare sul portiere più forte della categoria, Francesco Talluto, e su un attacco che è stato composto da gente scartata da società più grosse economicamente. Da Ribera all'Acragas, la squadra di Enzo Montalbano approfitta della sosta del torneo per disputare domani una gara amichevole contro i Raffadali, capolista del torneo di promozione lanciato verso l'eccellenza. Il calcio d'inizio allo Stadio Esteneto domani sarà dato alle 10:30, una prova importante per le due formazioni che avranno la possibilità di provare anche alcuni schemi e misurare la condizione fisica. L'obiettivo dell'Acragas è di vincere tutte e tre le gare di campionato rimaste, nella speranza che siano sufficienti per superare l'Alcamo, attualmente secondo in classifica. L'obiettivo comunque non è per nulla facile, anche se il calendario dei biancazzurri è meno complicato rispetto a quello dei bianconeri trapanesi. Per quanto riguarda invece il Raffadali, la squadra di Gaetano Longo a 3 turni dalla fine ha 5 lunghezze sui cugini della Pro Favara, ma un calendario molto difficile. I gialloverdi devono ricevere alla ripresa del torneo il Capaci e poi dovranno affrontare Pro Favara stessa e Arenella. Insomma, un finale di stagione di quelli difficilissimi e vietato agli ammalati di cuore, ma questo Raffadali, trascinato da due bomber, Roger e Tabasso, non teme nessuno.